La decade degli anni 90 vede la presidenza Enore Bagatin, supportato da figure preziose come Emanuele Zanella, Paolo Marcotti e Lorenzo Mancini. Sono anni difficili in cui il club perde la sponsorizzazione della Cassa di risparmio di Udine Pordenone e retrocede per 2 volte, ritrovandosi in Serie C2. Dopo la discesa però ricomincia una risalita, altre 2 promozioni, la prima con il trevigiano Renato Mora in panchina, la seconda con il Redivivo Cantiello, e si ritorna in Serie B. Un anno in questa categoria, poi una poco fortunata fusione con il Rugby Mira e quindi la prima squadra che scompare. In questo periodo, tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000, forse il periodo più buio nella storia quarantennale del rugby pordenone, a tenere in piedi la società sono Carlo Pellegrini, Mario Ferraiuolo e Lorenzo Mancini, che ripartono dal mini rugby e dal settore giovanile. Sì, diciamo che la mia storia nasce a Don Bosco nel 1978, ero ancora giovane ma ho iniziato lì e poi abbiamo proseguito sia come giocatore che come per un breve periodo segretario della società o comunque sempre un attivo collaboratore, sia per la sistemazione di questo campo, la sistemazione iniziale. Mi ricordo che quando c'erano i primi problemi venivamo insieme qui con i trattori che si usavano in campagna per annaffiare l'erba perché non c'era l'acquedotto, a tagliarla, a metterla via, e poi con il recupero a Gemona del prefabbricato che è la nostra clubhouse. Raccontaci un po' com'è rinata allora nel 2002 la società. Nel 2002 è stata un'impresa molto, molto complessa perché la squadra e la società praticamente non esisteva più, quindi siamo stati costretti ad andare a recuperare i giocatori attraverso una fusione con il Portogruaro, perché i nostri erano tutti a Udine, i ragazzi praticamente non ce n'erano, e quindi abbiamo fatto questa fusione con il Portogruaro e preliminarmente abbiamo messo a posto la struttura perché eliminato il campo da baseball, creato il parcheggio, insomma abbiamo fatto fatta la palestra, abbiamo fatto un grandissimo lavoro e contemporaneamente abbiamo iniziato il progetto scuola. Il progetto scuola che prevedeva di effettuare le lezioni di educazione fisica nelle ore curricolari, quindi la mattina generalmente, qui al campo. È stato un grande progetto con l'aiuto del compianto professor Vicenzotto e con l'aiuto degli insegnanti. La federazione ci ha dato un po' di supporto e quindi da lì è partita la rinascita con i ragazzi delle scuole, con questa fusione col Portogruaro che è durata solo un anno, e l'anno successivo poi sono rientrati tutti i nostri giocatori che giocavano a Udine e giocavano anche in altre società, in altre squadre. E da lì c'è stata un po' pian pianino l'escalation. Dopo 2 anni abbiamo recuperato i famosi giocatori figiani. Ecco, raccontaci, perché è un bel aneddoto quello dei figiani. Niente, nel 2004 sono andato alle isole Figi durante uno dei miei viaggi turistici con famiglia eccetera, e sono andato lì, ho agganciato un paio di villaggi che avevano le squadre, gli abbiamo portato le maglie nostre del Pordenone. Che eri spazzato per un grande procuratore europeo. Dovevo farlo. Club inglesi e francesi. Sì, dovevo farlo. E alla fine abbiamo ingaggiato due giocatori e un altro era già qua e quindi li abbiamo portati su, non vi dico coi permessi di soggiorno eccetera, è stata un'odissea. Alla fine insomma siamo riusciti a portarli e a farli giocare e quindi è stato molto molto bello. Penso che sia stato anche per i ragazzi una grande esperienza, per i nostri ragazzi, anche perché erano anche giocatori molto forti. Nel frattempo avevamo già seminato moltissimo con il consorzio rugby della provincia, sponsorizzato dalla provincia, e avevamo già ricostruito e stavamo negli anni successivi poi sarebbero affermate tutte le giovanili di tutte le categorie. La prima squadra ha ricominciato a lavorare col suo, nel senso senza giocatori che venivano da fuori, e alla fine i risultati si sono visti. Ci è costato moltissimo sacrificio, non vi nascondo, mi è costato anche personalmente un sacrificio impegnativo, però ne sono contento perché
perché oggi vediamo che cos'è il rugby in provincia. Sulla successiva mischia c'è un raggruppamento, Cataruzza, buona questa incursione dei tre quarti pordenonesi, c'è una finta, molto bene, molto bella questa azione, c'è Silvestri che si allunga, evita un placaggio, molto bene questa, bellissima azione del giovanissimo Silvestri con la linea dei tre quarti del Pordenone, che è riuscita a prendere fiducia e a... Dopo la rifondazione, per merito di Renato Della Ragione, ritorna alla ribalta un altro personaggio eterno del rugby pordenonese dopo Paolo Quirini, l'avvocato, che nel rugby pordenonese l'avvocato non è ovviamente Gianni Agnelli, ma Luciano Callegaro, il quale ebbe anche l'intuizione di richiamare tante persone che erano state o giocatori o dirigenti in passato. Sì, era più o meno il 2007-2008, l'avvocato Callegaro appunto mi conosceva sia perché ero stato suo giocatore quando lui era presidente negli anni delle stagioni della Serie B, sia perché essendo colleghi quando ci trovavamo in tribunale si parlava del rugby, insomma era una passione che condivideva molto la professione, finché mi chiese anche di dargli una mano in società, mi volle vicino a sé, ricordandosi dei miei trascorsi anche da giocatore, e mi fece avere il ruolo di vicepresidente. Poi lui venne a mancare nel 2010 e io l'anno prima, quando lui ormai aveva già una certa difficoltà con la salute, assunsi il ruolo di presidente del rugby Pordenone. E memore dell'esempio appunto che mi diede Callegaro, cominciai anch'io a chiamare tutte le figure che erano state dirigenti o presidenti negli anni prima di me, e soprattutto anche tutte le persone che avevano dato qualcosa al rugby Pordenone come giocatori o come tecnici, quindi i vari Corsini, Zanette, De Spirt, Silvestrin, e cominciamo a ragionare su un progetto di rugby Pordenone partendo da quelli che erano stati gli errori del passato. E il più grave errore è stato quello di non focalizzare l'attività di reclutamento nelle scuole della città, ma di andare a esplorare in provincia, magari anche distante, sperando che poi i ragazzi da paesi lontani geograficamente dal capoluogo venissero a giocare a Pordenone. Quindi iniziamo un progetto proprio chiamiamolo di sensibilizzazione nelle scuole elementari di Pordenone e di Porcia e Cordenons, confidando e che portò subito una buona adesione, soprattutto nel mondo del mini rugby. Negli anni, quando io poi fui nominato delegato della FIR per la regione Friuli-Venezia Giulia, avevamo una doppia squadra seniores, quindi stiamo parlando nel 2012, una doppia squadra seniores, un under 18 che faceva il girone 2 e aveva appena disputato le finali per andare nel girone elite, un under 16 che giocava nel girone 2 era costituita dai ragazzi che oggi giocano nella squadra seniors del Pordenone, una doppia under 14 e un settore mini rugby in piena espansione. Negli stessi anni poi, proprio perché avevamo un impianto ancora non adeguato ai numeri che stavano crescendo, cominciamo a introdurre quel progetto che noi chiamiamo il Pordenone Rugby Football Club, cioè di annetterci il campo di calcio e ottenere quindi una struttura come oggi viene vista dai genitori, perché in quegli anni lì si diedero avvio a tutti i lavori anche di miglioramento della parte accoglienza e ospitalità della società. In quegli anni lì c'era tanto entusiasmo perché proprio la prima volta per tutto, quindi tutto quello che adesso si fa è stato comunque iniziato in quegli anni, tutto quello che adesso è lì esistente è stato frutto di un seme gettato prima da Luciano Callegaro, ma poi diciamo fattivamente da quel gruppo che ha lavorato in quei 3-4 anni, che ha tracciato diciamo la linea da seguire, che poi alla fine non è niente di eccezionale, è una linea di buon senso, di ragionevolezza, ma è frutto comunque di una competenza acquisita sul campo, cioè 20 anni da giocatore e un certo numero di anni da dirigente con dei maestri come appunto Luciano Callegaro, a cui avevo pensato ancora all'epoca subito dopo la morte, inviato una richiesta al comune di intestargli quantomeno la strada che da via Mantegna porta all'impianto sportivo. Come memoria, lui è un giurista, è stato senatore, è stato presidente dell'ordine degli avvocati, aveva tantissime qualità in cui eccelleva come uomo politico e come professionista, però
però la parte sportiva era quella proprio che gli piaceva di più. Mi ricordo anche le cene che faceva con i giocatori, lui avvocato, impegnato, uomo importante, passava le domeniche dopo le partite con noi che eravamo sostanzialmente dei ragazzotti, dei studenti noi, eccetera. E questa persona qua, questo è un po' quello che manca oggi in una società di genitori con tante persone di buona volontà, ma che non hanno cognizione di quello che è stato un lungo percorso di crescita. Io mi ricordo anche noi quando ci allenavamo sul campo dietro la piscina comunale di Cordenons, avevamo giocato partite incredibili con pochi numeri, cioè tanti anni in cui siamo stati formati. Come dicevo nel prologo di questo speciale, neanche Roma è stata costruita in un giorno, quindi se il rugby Pordenone oggi può godere di queste strutture soprattutto e di questo credito anche nel resto del mondo dell'ambiente rugbyistico italiano, è anche il frutto di chi ha lavorato spesso in silenzio, spesso dietro le quinte in questi 40 anni. Sì, sicuramente. L'augurio che faccio al Pordenone Rugby per i suoi 40 anni è di non perdere la memoria di quello che è stato fatto, di recuperare il passato, di recuperare le persone, le competenze, le esperienze, anche gli errori che sono stati fatti per poter creare un futuro radioso, solido, che sedimenti tutto quello che è stato fatto negli anni, non ogni 2 o 3 anni cambiare e resettare tutto. Solo così ci sarà una crescita duratura e risultati sportivi della società. Sergio Turgos, sei stato uno dei pionieri del rugby a Pordenone che adesso festeggia 40 anni, poi hai portato tuo figlio a giocare, Stefano, al quale si dice bucavi tutti i palloni tondi perché si appassionasse al rugby, e adesso Riccardo, quindi 3 generazioni, una bella soddisfazione. No, è una soddisfazione grandissima, primo perché fanno sport che secondo me è molto bravo, molto bello, ma poi dopo avere la terza generazione è il massimo che uno può chiedere. Ho giocato con mio figlio in campionato e oggi proprio Riccardo a fare le prime partitine.